credo di essere un predestinato per quanto riguarda la grande famiglia dei periti minerari, in quanto mio padre ha studiato attorno agli anni 50 a Milano e quando è tornato a Milano lui ha iniziato a lavorare ad Agordo. E ad Agordo, mentre lui lavorava così aveva la possibilità da ragazzo di incontrare altre persone, le persone che incontrava erano dei periti minerari. Allora, questa storia me l'ha raccontata diverse volte. Se un giorno avrò dei figli, vorrei che i miei figli facessero i periti minerari. Allora avevo poi nel corso degli anni due opzioni: o diventare perito minerario, oppure a me che piace molto guidare le macchine, diventare un pilota professionista. Diciamo che le macchine le guido, ma non quelle dei professionisti. Allora mi sono concentrato a fare questa professione e devo dire che mi sono diplomato nel 98, da oggi posso raccontare anch'io qualche cosa. È stato un percorso interessante e sono contento di aver fatto questa scelta. Quindi ringrazio anche mio padre e ringrazio soprattutto Agordo. Poi un'altra cosa che mi ha sempre fatto pensare è questa. Mi capita di girare per cantieri, di conoscere delle persone. Allora non dico il sottoscritto, però quando ti chiedono lei chi è, io dico sono un perito minerario. Ah, perito minerario. Sì, un perito minerario, la nostra scuola, quella di Agordo, è una scuola molto quotata. In giro per il mondo, ripeto e ribadisco, non sono io così che mi pregio di aver fatto grandi cose, però su ogni cantiere, da una vita ormai, c'è sempre un perito minerario e probabilmente arriva dalla scuola di Agordo, e questo inorgoglisce parecchio noi che abbiamo frequentato quella scuola, ecco. E allora questo è il rapporto che ho sempre avuto con la scuola, mi ha formato molto e sono contento, ripeto, di aver fatto questa scelta. E nel momento in cui mi sono diplomato, dovevo partire come carabiniere. Quindi c'è stato questo periodo di transizione in cui ho fatto altre cose, non dal punto di vista tecnico. Poi ho fatto il militare e nel momento in cui ho terminato il militare sono stato subito contattato e ho iniziato a lavorare su una ditta del Veneto che produceva tutti dei materiali necessari all'edilizia. E quindi contattato, preso subito, e ricordo che in quell'occasione là eravamo due colleghi, quindi eravamo in tre, e ci avevano preso tutti e tre, poi ognuno con il suo percorso formativo, e ho esattamente impresso il ricordo del mio primo giorno di lavoro. Allora, come avevo premesso prima, eravamo in tre e hanno detto tu vieni con me, io sono andato su un impianto di frantumazione e questo produceva della sabbia, degli inerti, e proprio in quella mattinata là del mio primo giorno di lavoro il vaglio che serve appunto per vagliare tutto il materiale si era bloccato. Allora ricordo questo giovane adulto che avrà avuto la mia età di adesso, mi dice in dialetto del posto, questo è il badile, questo è il Tony, te lo metti ed è bisogno che vai su a pulire il vaglio. Allora io con una certa arroganza dei 20 anni ho detto ma io sono un perito minerario, non posso fare questa cosa. E allora lui me l'ha ripetuto, la seconda volta che me l'ha detto era chiarissimo quello che dovessi fare. E ovviamente loro volevano temprare la persona e capire con chi avevano a che fare. Comunque il vaglio alle prime ore della mattinata funzionava e quella è stata la mia prima esperienza in ambito, diciamo, lavorativo. Poi ovviamente mi sono concentrato sulla gestione di cave e quindi i vagli li ho visti, ma da un altro punto di vista. Però lo ricordo perché non sempre la formazione che una persona ha e che ha accumulato anche durante il percorso scolastico
secondo me deve essere sì un bagaglio, ma non puoi arrivare con la presunzione di sapere, perché ovviamente non sai e appena arrivi sul primo posto di lavoro la cosa è già subito chiara e definita, e quindi ricordo ancora questa cosa, e adesso che ho dei bambini lo dico anche a loro, anche se sono piccoli, quindi ancora in ambito scolastico, e quindi non è ancora arrivato il loro momento, però il rispetto e soprattutto la coscienza di quello che poi andrai a fare, quello sarà il tuo ruolo, ecco. Adesso io lavoro per un'impresa storica di Belluno, è un'impresa nata nel 1910 e anche in questo caso, non perché sono pieno di aneddoti, ma uno mi viene in particolare. Il mio titolare, che è l'ingegnere dell'impresa, la prima volta che mi ha incontrato mi ha detto: ah, tu sei un perito minerario? Sì, ingegnere, sono un perito minerario. Beh, allora con noi ti troverai bene. E gli dico: come mai? La nostra impresa è molto legata alla scuola di Agordo. E io dico: ingegnere, come mai? Tu devi sapere che alla scuola mineraria di Agordo, attorno agli anni 50, potrei anche sbagliarmi, ma c'era un professore che si chiamava professor Milli. Questo insegnante ha scoperto, è stato il padre fondatore della geologia, luminare per quanto riguarda poi certi aspetti appunto legati a questo ambito, e mi ha detto: tu devi sapere che l'ingegnere, ovviamente lo avevo di fronte, come padrino ha questo professore, e il professor Milli. E allora gli dico: beh, allora sono doppiamente contento di essere arrivato in un buon posto di lavoro, in una buona realtà. Infatti sono contento perché, come detto, la nostra è un'impresa che si occupa di opere specializzate, gallerie, ma in particolare su lavori in ambito ferroviario. Allora, poi nel corso degli anni sono stato specializzato anch'io a lavorare in questo ambiente ferroviario, e ho fatto diversi lavori di consolidamento, cose anche sperimentali che probabilmente pochi hanno fatto a livello così sicuramente del territorio, ma sono contento di portare la mia professione e dire queste cose le abbiamo fatte noi che proveniamo da questa realtà scolastica. Certamente lo suggerirei, anche perché adesso c'è fame di tecnici. La scuola di Agordo è una scuola che ti forma. Io mi sono diplomato nel 98 e ovviamente con una conoscenza tecnica di quegli anni, ma io credo che sicuramente si sia evoluta anche come tecnologia e tutto quanto. Posso dire che nel momento in cui mi sono diplomato ero anche orientato a intraprendere un ulteriore percorso che mi avrebbe probabilmente portato a una laurea. Posso dire che tranquillamente che chi si è laureato ha fatto sicuramente bene, a me non è servito. Almeno ad oggi, e spero che sia ancora e tuttora così, anche perché, ripeto, abbiamo degli esempi e delle metodologie per le quali veniamo formati, che possiamo essere impiegati in diversi campi che vanno dall'estrazione ovviamente del petrolio, tutti i suoi derivati, alla gestione di cavi o nel caso specifico quello che faccio io in ambiente ferroviario, dove anche lì ci sono e c'è bisogno di necessità di gente che sappia quello che deve fare, anche perché in ferrovia lo scopo principale è che i treni corrano e che corrano sicuri. Noi che lavoriamo per fare in modo che questi treni corrano, è fondamentale la presenza di tecnici che sappiano quello che devono fare.